dei 2 giorni di protesta di Coldiretti al Brennero contro il falso cibo made in Italy. Molti, anche gli agricoltori dal Veneto, partiti alla volta della frontiera con l'Austria. Arrivano da fuori città i giovani bengalesi violenti che da settimane stanno seminando il terrore per le vie di Mestre. Il caso finisce sul tavolo di un vertice sulla sicurezza. A Padova i residenti di Via Turazza nel quartiere Stanga scrivono al sindaco perché esasperati dai rumori della moschea posizionata tra i palazzi. Musulmani e cristiani insieme per l'ultimo saluto al 28enne morto in moto sul terraglio la sera prima di Pasqua. La cerimonia nel parcheggio della moschea di Mogliano per accogliere tutti. Indagato per omicidio stradale il 90enne che ieri a Castelcucco ha travolto ed ucciso Alfredo Ceccon. Torna la polemica sugli ultraottantenni alla guida. ACI Treviso, servono più visite mediche. A Casale un'altra rapina di un minorenne, forse da parte degli stessi 2 protagonisti del pestaggio di Galleria Rialto a Treviso. Da presidente di ANCI Veneto Mario Conte lancia la proposta di servizio civile obbligatorio. Un decreto del Ministero dell'Economia elimina dalle tessere sanitarie le indicazioni regionali e per il Veneto il leone alato l'ira del consigliere Sandonà. Autista di ATVO salva la vita di un passeggero colpito da una crisi ipoglicemica. Il soccorso avvenuto ieri a Mestre sulla linea Venezia-Cortina. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Migliaia di agricoltori, molti i veneti, si stanno riversando al Brennero per protestare contro l'arrivo di prodotti agroalimentari dall'estero, denunciando concorrenza sleale e prezzi al ribasso. A questo tema del falso Made in Italy è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Falso Made in Italy, colpa dell'Europa? Rispondete come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio verrà reso noto a Ring in onda a partire questa sera dalle 21. E appunto oggi al valico del Brennero è stato il primo dei 2 giorni di protesta degli agricoltori contro il falso Made in Italy, raccolte anche firme per una proposta di legge europea in materia. Sentiamo. In migliaia per dire basta al fake in Italy, i prodotti alimentari stranieri importati dall'estero, trasformati e spacciati per italiani. Al valico del Brennero il primo dei 2 giorni di presidio degli agricoltori di Coldiretti, dove contestualmente ai controlli delle forze dell'ordine verificano il carico dei tir. Molti gli agricoltori veneti partiti alla volta del confine con l'Austria. Mettere a risalto quanto accade purtroppo ogni giorno, e quindi l'ingresso di merci dall'estero che arrivano nel nostro paese per poi diventare magicamente Made in Italy attraverso la cosiddetta ultima trasformazione. Lo vediamo sul latte, sulle cagliate. In questo momento stiamo fermando dei camion di cosce di prosciutto che diventeranno poi di fatto prosciutto Made in Italy. Prodotti lattiero-caseari, carne, frutta entrano nel nostro paese, vengono trasformati, cambia il packaging e diventano Made in Italy. Di qui la protesta di Coldiretti per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori ed il reddito delle imprese agricole. Sappiamo benissimo che in altri paesi, soprattutto extraeuropei, si produce con magari molecole, prodotti fitosanitari che non utilizziamo più anche da 20 anni a questa parte. Dal Brennero lanciata anche la raccolta firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto mettiamo sulle nostre tavole. Per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti. Risse tra giovani bengalesi a Mestre, la questione sarà portata in un tavolo sicurezza in prefettura. È un conflitto che avrebbe radici profonde, una faida familiare, quella che si è scatenata a Mestre nelle ultime settimane tra gruppi di giovani bengalesi. Sarebbe collegata alle divisioni tra il presidente e l'ex presidente di un'associazione con sede nel villaggio di Abdullapur e con una succursale proprio in terraferma. In Bangladesh nei giorni scorsi queste divisioni avrebbero addirittura provocato un morto, parente di uno degli anziani aggredito in via Allegri a Mestre martedì sera. Alla base ci sarebbe una lotta di potere che
vede coinvolto un potente politico nel loro paese e nello specifico un tentativo delle nuove generazioni di prendere il controllo. E sono proprio queste nuove generazioni a preoccupare la comunità integrata da tempo a Mestre. Secondo i dati ufficiali dell'Anagrafe di Venezia, le persone straniere registrate sono quasi 41.000. La comunità maggiormente rappresentata è quella bengalese, appunto, di cui stiamo parlando, e che conta più di 8.200 persone. Quelle registrate, poi naturalmente ce ne saranno delle altre non registrate. Però per la maggior parte i bengalesi, che appunto formano questa grande comunità nel Comune di Venezia, ma che risiedono per la maggior parte, direi, i 9/10 a Mestre, è rappresentata da persone pacifiche, da persone che lavorano, da famiglie. Opinione condivisa anche dal comandante della polizia locale Agostini, che esprime preoccupazione verso questi gruppi di giovani violenti e conferma controlli speciali in via Piave. Gli stessi bengalesi sono fortemente preoccupati di questa reazione, anzi di queste azioni che si sono svolte negli ultimi giorni, perché sono fuori controllo. Bisogna lavorare su due piani: un lavoro di controllo ed eventualmente repressione quando succedono questi atti violenti, e poi un controllo sociale che deve però partire innanzitutto dalla comunità stessa. E io stessa ho consigliato loro di prendere le famiglie, perché questi non sono ragazzini che sono arrivati da soli, hanno le loro famiglie, e le stesse famiglie fanno difficoltà a far capire loro che certi comportamenti non devono essere tenuti. Per cui io personalmente ho suggerito loro di fare delle riunioni, magari con il rappresentante della religione, quindi l'imam, per far capire loro che qui loro devono stare in certe condizioni, devono comportarsi in certi modi per non distruggere tutto quello che è stato fatto in anni di grande lavoro. Il comandante della polizia locale ha fatto sapere che sarà anche materia di discussione al prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura. A Padova ora, dove i residenti di via Turazza nel quartiere Stanga hanno scritto una lettera al sindaco perché esasperati dai rumori della moschea posizionata tra i palazzi. Questo audio è stato registrato in piena notte in via Turazza a Padova da alcuni residenti che abitano vicino alla moschea. Non riusciamo a dormire, accade da anni, ma con il tempo la situazione è peggiorata perché la moschea è molto frequentata. All'interno si ritrovano in centinaia. Ecco quello che ci hanno raccontato. In questo periodo di Ramadan è ancora più difficile perché le preghiere avvengono 5 volte al giorno, anche in piena notte. I residenti preferiscono non parlare al microfono per evitare ulteriori tensioni, ma dopo l'ennesimo esposto alle forze dell'ordine hanno deciso anche di scrivere un'email al gabinetto del sindaco Sergio Giordani per chiedere un intervento per risolvere una difficile convivenza. Dal 2012 in via Turazza, dove un tempo c'era una galleria d'arte, c'è un centro di cultura islamica, Al-Hikma, moschea molto frequentata dalla comunità islamica. I residenti raccontano che le preghiere vengono fatte utilizzando degli altoparlanti e spesso vengono svegliati in piena notte. Il marciapiede viene riempito di biciclette che impediscono il passaggio. Alcuni residenti che avevano fatto notare i rumori e i disagi sono stati anche in più occasioni minacciati. Esasperati e preoccupati hanno scritto così al sindaco. Della situazione di via Turazza si è interessato il consigliere comunale della lista Giordani, Luigi Tarzia, che per anni ha vissuto nel quartiere Stanga e ne conosce le dinamiche. Io ho fatto un sopralluogo in via Turazza, veramente c'è un numero notevole di loro associati, e questo crea problemi anche alla viabilità. Non sono luoghi idonei per poter ricevere tutte queste persone, soprattutto per poter pregare in qualsiasi ora del giorno. Penso che noi come Consiglio Comunale e la Giunta stessa si debba fare carico seriamente di questo tema e trovare un luogo che sia idoneo, dove queste persone, questi stranieri che noi ospitiamo in città e che contribuiscono comunque alla gran parte di loro al progresso economico e sociale al tessuto economico della nostra città, della nostra comunità, ad avere dei luoghi di aggregazione che non creano però disturbo a coloro che hanno ritmi, modalità, usi e consuetudini completamente diverse. E nel parcheggio della moschea di Mogliano oggi i funerali di Salim Baccas, morto tragicamente alla vigilia di Pasqua in un incidente stradale sul Terraglio. La
preghiera musulmana dell'addio unisce due religioni, cristiani e musulmani insieme nel parcheggio della moschea di Mogliano Veneto per dare l'ultimo saluto al giovane Salim Baccas, tragicamente morto la sera prima di Pasqua mentre percorreva con la sua moto il terraglio all'altezza del comune di Preganzioli. Lo schianto contro un'auto, la vita del giovane 28enne appesa ad un filo fino alla morte e alla donazione degli organi. Salim ne aveva dato il consenso quando in comune a Mogliano aveva rinnovato la carta d'identità. Parenti, amici, colleghi di lavoro dei tanti bar e locali in cui Salim aveva lavorato. Impossibile non volergli bene, dicono di lui. Ogni volta che andavo da lui mi aveva con il suo sorriso, sempre. Un amore, un abbraccio, un cuore. Intelligente, brillante, tutto. Ma proprio tutto, cioè tutto. La parola tutto. Una famiglia meravigliosa, Salim. perché è una famiglia distrutta, meravigliosa. A me diceva, ciao Giovanna, come stai? Me lo diceva 20 volte al giorno e mi mancherà tantissimo. La bara in legno, i fiori bianchi portati da alcuni amici, il quaderno su cui ognuno ha potuto scrivere il suo pensiero. Il papà di Salim, sostenuto dall'abbraccio di tanti, la mamma sempre seduta che riceve i fiori destinati al figlio. Con uno dei fratelli e il papà, Salim aveva lavorato al locale Lisca di Mestre. Da lì sabato era partito con la moto per andare verso Treviso poco dopo l'incidente. I tre fratelli insieme al padre nella moschea hanno lavato il corpo di Salim questa mattina, un rito di purificazione, poi la preghiera privata in moschea e all'aperto quella collettiva. La fidanzata accarezza la bara e sussurra qualche parola, il pensiero amorevole di uno dei fratelli, l'abbraccio corale ad una comunità che ha perso un fratello nel fiore dei suoi anni. Ed è indagato per omicidio stradale il 90enne che ieri a Castelcucco ha travolto ed ucciso un ciclista di 55 anni. La comunità di Resana, dove viveva Alfredo Ceccon, 55 anni, è sotto shock. Nessuno riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Un dolore immenso per i familiari e gli amici che domenica erano con lui e lo hanno visto volare a terra. Aveva scelto la bici lasciandosi alle spalle la passione per la moto, ma proprio con la due ruote ha trovato la morte. Travolto ed ucciso da un 90enne alla guida dell'auto che, svoltando a sinistra verso il cimitero, non si è accorto della bici che arrivava da senso opposto. L'automobilista ora indagato per omicidio stradale e torna al centro dell'attenzione la discussione sull'opportunità di ulteriori accertamenti o esami per consentire la guida agli ultraottantenni. Attualmente è prevista per questa tipologia di guidatori una revisione della patente ogni 2 anni. L'unica proposta che mi sento di osservare, magari ultranovantenni, facciamo l'esame della patente annuale, che così siamo tutti più tranquilli, però conosco tanti ultranovantenni che sono molto lucidi. Poi il direttore di ACI lancia un appello. Naturalmente mi appello a tutti questi nostri amici che hanno una certa esperienza e una certa età di poter anche autovalutarsi e quando si va in confronto con il medico di poter avere un confronto chiaro e trasparente, così il medico ha qualche elemento in più per poter decidere. Intanto la Marca continua davvero ad essere il fanalino di coda per gli incidenti mortali. Nel 2024 sono già 21 le vittime della strada, un dato allarmante visto i numerosi sinistri delle ultime settimane. E ancora dal Trevigiano un'altra rapina ad un minorenne, forse da parte degli stessi 2 ragazzi protagonisti del pestaggio di Galleria Rialto a Treviso venerdì scorso. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando per verificare se i responsabili dell'aggressione di venerdì scorso nei confronti di un 50enne di Treviso preso a calci e pugni in Galleria Rialto per aver prestato soccorso a una donna minacciata dopo un rimprovero siano gli stessi che l'11 marzo hanno rapinato un 15enne appena sceso dal bus della MOM a Casale sul Sile. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia del mezzo pubblico che della zona, ben 36 in tutto il comune, per dare un volto e un nome ai 2 ragazzi intorno ai 17-18 anni di età che hanno agito col cappuccio sollevato, rifilando al malcapitato un pugno in viso e uno all'addome e rompendogli gli occhiali. È un fenomeno che preoccupa perché sta crescendo e la risposta non è semplice, è abbastanza complessa, perché è una risposta che deve essere comune, non soltanto degli enti ma di tutte le cosiddette agenzie educative che operano sui territori. C'è bisogno proprio di una collaborazione a 360 gradi. Il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, lancia la proposta di un'esperienza civica e sociale obbligatoria per i più giovani. Se c'è un vuoto
educativo per questi ragazzi, come mi pare sia abbastanza evidente, proprio a detta dei genitori stessi, le istituzioni devono trovare il modo per sostituirsi, e credo che un periodo di servizio civile a disposizione delle persone più in difficoltà, dei disabili, degli anziani, obbligatorio, che non impedisca di fare anche altri percorsi formativi come l'università o il lavoro, ma sia complementare, ma obbligatorio, possa essere uno strumento per accompagnare questi giovani in un percorso delicato della loro vita, che è l'adolescenza, a rimanere dentro il selciato delle norme e del rispetto reciproco. Ma nel frattempo occorre mettere in campo forze adeguate per contenere eventuali esuberanze, se non addirittura veri e propri reati. Proprio a Casale verranno incrementati i servizi d'ordine pubblico in concomitanza con il via alla sagra dell'8ª di Pasqua. Potenzieremo anche con la polizia locale nel weekend, perché di solito è il sabato, insomma, è il fine settimana, il momento un po' più particolare in cui si riuniscono ragazzi che vengono anche da altri territori. La pubblicità, ora ci rivediamo tra pochissimo. E rieccoci in diretta. TG del Veneto. Il decreto del Ministero dell'Economia elimina dalle tessere sanitarie le indicazioni regionali. Per il Veneto quella del Leone Alato. Il consigliere regionale Luciano Sandonà ha presentato una mozione contro questa decisione che si discuterà domani. Le due tessere sanitarie sembrano uguali, ma non è così. La prima, prossima alla scadenza, presenta l'indicazione regionale e in alto a destra la riproduzione del leone di San Marco. La seconda, consegnata da qualche settimana, non li riproduce più. Una decisione assunta 2 anni fa dai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro cui già allora si era mosso Luciano Sandonà, consigliere regionale della lista Zaia. Questo decreto, che doveva semplicemente aggiornare qualche dato presente nella tessera sanitaria, ne hanno approfittato per togliere il Leone di San Marco e per togliere i simboli regionali dalla tessera sanitaria. Questo per il Veneto è inaccettabile. Ho sollevato la questione per tornare alla veste grafica precedente, quella che c'è sempre stata, quindi con l'indicazione anche della regione. Sappiamo che la tessera sanitaria viene utilizzata non solo come tessera sanitaria, ma anche come indicazione del codice fiscale da parte di tutti i cittadini. Non c'è alcun motivo da parte del Ministero di togliere, l'indicazione regionale che, ripeto, vi è sempre stata con le nuove tessere la cui veste grafica era stata decisa 10 anni prima. Luciano Sandonà domani porterà una mozione sul tema durante il Consiglio regionale, un'applicazione del decreto del 2022 quasi a orologeria che stride con l'avvio della discussione del decreto sull'autonomia in calendario il 29 aprile alla Camera dei Deputati. C'è un progressivo accentramento delle funzioni verso Roma. E questi sono segnali di allarme che arrivano da più parti. Del resto abbiamo visto il dibattito sull'autonomia, che dovrebbe essere normale in un paese normale e civile. Ricordiamo che i paesi più avanzati nel mondo sono tutti i paesi federali. Questo credo faccia parte anche di un certo tipo di idea che si stanno facendo certi magari funzionari a livello statale, perché questo non è opera politica. E proprio a proposito di autonomia, oggi è intervenuto Antonio Tajani, vice premier e segretario di Forza Italia. Noi, grazie al lavoro del ministro Casellati, abbiamo vigilato affinché l'autonomia differenziata fosse una scelta che va a vantaggio di tutto il Paese, ha detto Tajani. Continueremo a vigilare durante il dibattito parlamentare affinché non ci siano storture che vanno a danno, e mi riferisco soprattutto ai LEP, livelli essenziali di prestazione, e soprattutto alla sanità. Le elezioni europee, ora sarà la vicentina Cristina Guarda, la capolista per il Veneto di Sinistra Italiana Alleanza Verdi. Oggi ha presentato il suo programma. Voglio andare in Europa per
raggiungere l'obiettivo di difendere la nostra popolazione dall'inquinamento da FAS, visto che ci sarà la revisione della normativa per produrli e utilizzarli, e ovviamente i temi fondamentali saranno quelli che ho affrontato in questi 9 anni in Consiglio regionale, per cui agricoltura, visto che sono agricoltrice, per far ritornare i fondi a sostenere i piccoli e medi agricoltori, i trasporti e l'energia, perché la transizione energetica, la transizione nel nostro stile di vita verso stili più sostenibili non deve mettere in difficoltà i cittadini, deve essere socialmente desiderabile, ma al contempo deve vedere una forte pianificazione. Sarà dunque Cristina Guarda, la capolista veneta della coalizione Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, alle prossime elezioni europee 2024. Aperto ufficialmente oggi anche a Vicenza la campagna elettorale della consigliera regionale di Europa Verde, imprenditrice agricola e futura mamma. Un aspetto della sua vita personale che la candidata leonicense ha inteso rendere pubblico, cercando di interpretare le esigenze delle nuove generazioni in arrivo. Il messaggio che voglio lanciare è che qualsiasi politica deve davvero adeguarsi alle necessità dei cittadini di oggi, ma alle necessità dei cittadini di domani. Oggi per me questo messaggio assume un significato molto forte e devo essere sincera che sicuramente mi spingerà a lavorare verso non soltanto gli obiettivi ambientali. Tra le tematiche che interessano i veneti non si può prescindere dalla richiesta di autonomia della regione. Siamo capaci a gestire queste materie che in più stiamo richiedendo o è soltanto un palliativo, visto che la Lega e altri partiti partivano in realtà da un principio che era quello dell'indipendenza del Veneto rispetto allo Stato italiano? Quindi io comincerei ad interrogarmi anzitutto su questo. Dico che se c'è un progetto e una politica e un'istituzione che è capace di affrontare alcuni temi in più, allora è giusto che si cominci a ragionare, però bisogna avere una programmazione. Al momento non sto sentendo parlare di altro se non di avere, senza spiegare ai cittadini come si realizzerà. Autista della TVO ha salvato un passeggero colpito da un attacco ipoglicemico, è accaduto ieri. Dall'aeroporto stavo andando verso Mestre e a un certo punto ho sentito dei schiamazzi per terra e credevo che fosse un cagnolino che era di dietro. Un autista della linea Cortina-Venezia di ATVO ha salvato la vita ad un turista cinquantenne di origine sudamericana che si stava recando a Venezia. L'atto eroico è accaduto a Mestre, all'altezza di Via Righi, quando il conducente ha notato degli strani lamenti provenire dalla parte posteriore del mezzo. Nonostante nessuno dei 40 passeggeri a bordo avesse dato l'allarme, l'autista ha seguito il suo istinto, fermando il mezzo e scoprendo un signore rannicchiato tra due sedili in evidente difficoltà. Mi sono girato e ho visto qui distirato fra il sedile e il sotto quest'uomo che si demenava. Senza esitazione l'autista ha allertato il 118 e si è diretto verso la stazione di Mestre, dove ha ricevuto il prezioso supporto di un collega per soccorrere il malcapitato. Nella stazione di Mestre il conducente, con calma e professionalità, ha intuito che il turista era stato colpito da un attacco di ipoglicemia ed è corso a prendere delle bustine di zucchero, salvandogli di fatto la vita. Grazie ai corsi di primo intervento del personale e alla prontezza d'animo di Giovanni, il passeggero è stato messo nelle condizioni di respirare e gli sono state fornite le cure necessarie. Va veramente un plauso enorme a chi ha fatto questo, ma va fatto un plauso enorme all'attenzione che tutti, escluso nessuno, in questa azienda dà a questo tipo di pratiche. Nella forma grave, l'ipoglicemia può portare alla perdita di coscienza e può addirittura essere fatale se non si interviene per tempo. Giovanni non si sente però un eroe. No, per niente no. Però sono felice che è andata a finire così. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, si avvicina una perturbazione proveniente dall'Atlantico e il tempo peggiora. Vediamo il dettaglio di martedì 9 aprile. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi sarà via via più nuvoloso, specie nel pomeriggio, con precipitazioni verso sera e poi nella notte, in particolare tra martedì e mercoledì.
Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente sarà piuttosto soleggiato, a seguire maggiore nuvolosità, prime piogge dalla sera, in particolare nella notte. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, poi verso sera probabilità di rovesci o temporali in aumento. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 24-25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.